Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo in questo nuovo inizio settimana accompagnato dall'energia delle stelle di Radio.0. E allora iniziamo e lasciamoci guidare dalle nostre stelle nel viaggio tra i 12 segni. Iniziamo subito, partiamo dall'Ariete. Con Mercurio e Marte contrari non sprecate energia in battibecchi e prima di pronunciare parole che possono incrinare un legame pensateci bene. Finalmente riuscirete a dimenticare i tanti dubbi e le incertezze e a dichiarare i vostri sentimenti. Toro, tenderete a chiudervi in voi stessi per rimuginare su delusioni del passato, non ignorate però le buone occasioni offerte dal presente. Sul lavoro fuggite la competizione e puntate sulle vostre ottime potenzialità e le competenze acquisite. Gemelli, l'ausilio di Giove e Saturno vi farà essere più concreti che mai, capaci di riflettere con calma su ogni mossa per colpire il vostro bersaglio professionale. Forse dovrete occuparvi di cose pratiche che non vi sono del tutto congeniali, questo vi metterà un po' d'ansia, in effetti. Cancro, Mercurio in quadratura oggi, non fatevi ingannare dall'oratoria di personaggi che al di là dell'apparenza sono molto fumo e poca concretezza. È l'ora di dialogare con un familiare, troppe sono infatti le situazioni mai risolte e lasciate da parte a covare. Leone, evitate di assumere impegni che sapete bene di non poter mantenere, urge la necessità che impariate quando è necessario a dire di no. Imprese interessanti si riveleranno più dispendiose del previsto, prima di rischiare chiedete consiglio. Vergine, a causa della luna nel segno opposto dei pesci, la mattinata sarà un po' concitata. Risentiranno di un certo nervosismo anche le coppie più solide e collaudate. Vi sembrerà infatti che tutti siano in attesa di un vostro passo falso per cogliervi in fallo e rimproverarvi. Bilancia, per merito di Marte in congiunzione che vi tiene sotto la sua ala protettiva, troverete spunti per realizzarvi in modo consono alle vostre possibilità e capacità. Nel pomeriggio il partner vi proporrà iniziative che decisamente non vi entusiasmano, rifiuterete senza mezzi termini. Scorpione, avrete gli argomenti giusti per aiutare un amico ad affrontare e superare un momento di incertezza, questo verrà apprezzato intensamente. Non mettete troppa carne al fuoco, alla fine sarete costretti a rimandare la pausa di relax che sognavate da tanto. Sagittario, al risveglio per colpa della luna in pesci l'umore lascerà a desiderare, vi renderà scontenti in gran parte, tenderete infatti a drammatizzare anche per delle sciocchezze. Riprenderete d'altra parte un progetto accantonato per mancanza di fondi, lo svilupperete con persone valide. Capricorno, con la luna in pesci in sestile a Plutone che transita nel vostro cielo avrete delle conferme da persone amiche, vi sentirete e sarete più amati che mai oggi. Se avrete poi bisogno di sostegno, un amico vi accoglierà con la porta aperta, anzi di più, spalancata. Acquario, il contatto con persone speciali grazie a Mercurio, Marte, Giove e Saturno vi aprirà davanti nuovi orizzonti e vi darà l'opportunità di crescere e migliorare. Visto che poi un problema si ripresenta ciclicamente, è meglio affrontarlo una volta per tutte, radicalmente, che dite? E chiudiamo infine con i pesci. In mattinata con la luna in sestile a Plutone darete spazio alla passione, verso una persona che è riuscita a suscitarvi un sentimento intenso e profondo. Nettuno è nel segno oggi, non accantonate i vostri sogni perché è venuto il tempo di concretizzarli. Ed è tutto quindi anche per questo inizio settimana dalle nostre stelle del giorno. Noi ci diamo appuntamento a domani, sempre qui, sempre alla stessa ora, con tutte le novità delle nostre stelle. Intanto a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0